La dannunziana impresa di Fiume ha radici trevigiane. I granatieri sono a Ronchi e i 7 ufficiali giurano Fiume o morte. Il tenente Riccardo Frassetto di Crocetta del Montello scrive la storica lettera a Gabriele D'Annunzio. I 7 giurati nominano il Frassetto come loro fiduciario per recarsi a Venezia, incontrare il poeta soldato e conoscere le ragioni per cui non è venuto a Ronchi al primo appuntamento. Alle 8 dell'8 settembre l'ufficiale bussa al portone della Casa Rossa e il maggiordomo lo fa attendere in giardino. Sono in pensiero quando una voce allegra mi saluta. «Buongiorno, Frassetto!» Mi volto e mi irrigidisco sull'attenti. È D'Annunzio, una figurina sottile, tutta nervi, che si avvicina sorridendo, tendendomi la mano. «Capisco il vostro disappunto, ma la mia mancata venuta è dovuta al generale Grazioli che mi ha fatto visita e ho dovuto intrattenermi a lungo. La sua semplicità e la sua cordialità mi incoraggiano a dire: comandante, a Ronchi c'è un battaglione di uomini in fermento e che la più piccola indiscrezione può compromettere tutto. No, non si deve compromettere nulla, io sono pronto. Quando si può agire? Al massimo entro 48 ore, comandante. D'Annunzio ha un attimo di incertezza, china lo sguardo e poi, quasi timido, risponde: vede, io sono superstizioso, credo nella fortuna di certe date. Postdomani è il 10, sarebbe di rimandare l'azione all'11. È un giorno fortunato per me, è il giorno di Bucari. Faccia lei, comandante, il suo desiderio è un ordine per noi. Poi, per assaggiare la mia fermezza, chiede a bruciapelo: e se gli alleati si opporranno? Spareremo, comandante. Gabriele D'Annunzio prorompe in una sonora risata e dice: ella oggi stesso ripartirà per Ronchi con la mia macchina. Do disposizione perché il mio chauffeur l'attenda con l'automobile a San Giuliano. Mi consegna una lettera per il maggiore Reina e poi traccia il programma. Ella questa sera è a Ronchi, da lì prosegue per Fiume, contatti Ost Venturi e lo informi che giungeremo in città alle prime ore del giorno 12 e la sera del 10 ella sia nuovamente qui. L'attendente di D'Annunzio Rossignoli accompagna il Frassetto a San Giuliano, dove si trova la Fiat 501 del comandante e lo spericolato autista Basso che scaraventa subito l'auto con una impennata. Nei pressi di Portogruaro si ferma perché le gomme sono talmente arroventate da temere lo scoppio e per raffreddarle rovescia sulle ruote secchi e secchi d'acqua. Riparte in velocità e investe in pieno un gruppo di oche, tanto che il povero Frassetto si trova fra le mani un pezzo d'ala. All'imbrunire i 2 sono a Ronchi e il tenente Frassetto, seguito dagli altri giurati, va dal maggiore Reina e gli consegna la lettera del comandante, dove è scritto: giovedì sarò a Ronchi per partire verso il gran destino. Bisogna trovare degli automezzi e si pensa di contattare l'autoparco di Trieste. Il Frassetto parte con il collega Rusconi per Fiume, dove vanno alla ricerca del capitano Ost Venturi. Lo trovano al comando della legione fiumana e gli danno la lettera del comandante con l'annuncio dell'imminente arrivo. Il Venturi sembra indifferente alla notizia ed ecco la reazione del Frassetto: capitano, per dopodomani all'alba la popolazione sia pronta a sollevarsi e gli uomini validi decisi a combattere. Posso riferire questo a Gabriele D'Annunzio? Rientrato a Ronchi viene a sapere che a Trieste non ci sono automezzi. La notizia è bruttissima, ma a Palmanova c'è un altro autoparco.
Monta in auto e vola alla vicina Palmanova, ma non trova il comandante. Di corsa a casa dell'ufficiale che dopo molte titubanze dà la sua parola d'onore per procurare 40 autocarri. Frassetto è entusiasta e dopo aver informato i colleghi fa rimettere in moto la Fiat per correre a Venezia da D'Annunzio. Telefona e il Rossignoli lo informa che il comandante è a letto con un attacco di febbre, ma che vuole vederlo appena fosse giunto in città. Ecco le parole del Frassetto. Entro nella sua camera e lui è disteso a letto con una pezzuola candida sul capo e con una luce molto tenue. Non si preoccupi di me, domani sarò al mio posto, in ogni modo, mi dia notizie dei granatieri di Fiume. Lo rassicuro che a Fiume è tutto a posto, che a Ronchi il battaglione è pronto e gli automezzi sono stati trovati a Palmanova e poi, preoccupato, mi congedo. La mattina il Frassetto si affretta a ritornare alla Casa Rossa. L'attendente gli apre il portone sorridendo e lo informa che il comandante sta un po' meglio. Entra in casa raggiante e D'Annunzio lo chiama dall'alto della scala. Gli stringe la mano e con tono soddisfatto gli dice: alle 2 partiremo e una lancia dell'ammiragliato ci trasporterà a San Giuliano. all'1:30 D'Annunzio compare in tenuta da tenente colonnello. Sul petto ha le medaglie al valore e la placca da mutilato. È allegro. Arriva la lancia dell'ammiragliato e a San Giuliano la grande auto è pronta. Salgono il comandante D'Annunzio, il tenente Frassetto, il tenente Keller e l'attendente Rossignoli. Riccardo Frassetto, di Crocetta del Montello, ricorda quel momento. Al via sento in me lo scoccare di un attimo storico. Sono le ore 14:30 dell'11 settembre 1919.